Vicepresidente, oggi nell'intervento del Capo dello Stato un forte richiamo al valore dell'università, della ricerca come propulsore per il benessere e anche per la crescita di un territorio. L'università interpreta quelli che sono i valori di questa terra, questa università che è nata per una volontà popolare, che è nata subito dopo questa immane tragedia che è stato il terremoto e che ha saputo essere capace di leggere le traiettorie future. Oggi, al termine di una crisi che ha stravolto le nostre comunità, questa crisi economica, finanziaria, ma anche di valori, penso che l'università debba essere un momento in cui dare questo futuro per la nostra comunità regionale. L'università sa interpretare questi cambiamenti quando si mette davvero vicina alla gente e io sono convinto dalle parole che questa mattina abbiamo sentito sia dal magnifico Rettore che poi dal Presidente della Repubblica che l'Università di Udine sarà al fianco della gente del Friuli proprio per disegnare traiettorie future. Noi dovremo accompagnare, ascoltare e saper leggere anche quello che ci arriverà da questa comunità, dalla comunità universitaria, e saperla poi tramutare in azioni vere per la nostra gente. Con questi ideali e con rinnovato impegno dichiaro aperto l'anno accademico 2017-2018, il 40° dalla fondazione dell'Università degli Studi di Udine. Grazie Presidente.